Spero che si sente, perché è la prima volta che faccio il live su YouTube. Vediamo se mette meglio. Vabbè, comunque questo webinar sarà registrato, quindi lo si potrà vedere quando si vuole. Bentornati a tutti quelli che stanno vedendo questo video oggi. Sono qui, faccio un recording dal mio giardino di casa qua a Groningen, dove vivo, qui al nord dell'Olanda. Sono veramente felice perché facendo i live in diretta si possono dire veramente tante cose. Ogni volta che faccio un video su YouTube ho questi 10-15 minuti in cui voglio dire un sacco di cose e poi alla fine dei conti finisce il tempo e riguardo il video e dico sempre: cavolo, avrei potuto dire questo, avrei potuto dire l'altro. Ti devi preparare uno script, un discorso. Ecco, con i live è molto molto più semplice. Video in registrazione, mettimi dei commenti e cercherò poi di rifare una live dove vado a rispondere a quelle domande in particolare. Questa live è la seconda live, perché ieri ho fatto la live su Facebook riguardo sempre il dolore cronico. Ovviamente mi occupo di dolore cronico e mind body coaching. Spiego in queste live che cosa vuol dire mind body coaching, cos'è la mind body therapy sul dolore cronico, che è praticamente una mia missione di vita. Una volta che ho risolto la mia problematica cronica alla cervicale, durata per 5 anni, praticamente mi è cambiata la vita con queste informazioni che sto magari degli articoli che ho scritto sul mio sito web venezianotherapy.com. Io sono un fisioterapista specializzato in psicologia del dolore. Ho seguito un percorso fisioterapeutico all'Università di Groningen qui in Olanda, dove mi trovo ancora. Sto finendo il mio percorso di psicologia applicata, che terminerà a fine giugno, quindi sono veramente contento di ritornare in Italia dopo praticamente 6 anni della mia vita all'estero. Spero che mi potete sentire, c'è un po' di vento qua come al solito in Olanda poi alla fine. Questa volta ho messo questo microfono qua, non so se arriva però dagli auricolari o da qua l'audio, posso sentire, se no prossima volta, domani, rifarò una live nuovamente. Sì, stavo dicendo che mi trovo qui in Olanda, a Groningen, dove sto terminando i miei studi di psicologia applicata, un percorso incredibile. Non avrei mai pensato di entrare a fare una mind body therapy, a fare il coaching di mind body therapy, perché inizialmente ho preso il percorso di fisioterapia per diventare fisioterapista sportivo. Sono sempre stato appassionato di sport, sono arrivato a pensare di entrare in fisioterapia proprio grazie a un infortunio calcistico. Dopo un po' di anni che non riuscivo a ritornare a star bene, uno dei 2 o se non 3 dolori cronici che ho avuto, dolore pelvico grazie a un infortunio che è durato anni, circa 2 anni e mezzo circa, sì, avevo 16-17 anni quando mi sono infortunato all'iliopsoas, poi da lì è diventata pubalgia e poi alla fine non sono più riuscito a riprendermi, ho dovuto terminare la carriera calcistica. Da lì mi è salita l'idea di studiare tutte queste cose qua riguardo al dolore, riguardo al corpo umano, però ero più focalizzato sul corpo, quindi sulla parte di anatomia, mi piace ancora un sacco l'anatomia, sulla parte di biologia, quindi biologia medica principalmente, e tecniche di fisioterapia, tecniche di terapia non solo attiva, quindi movimento fisico, esercizio fisico, ma anche proprio la parte riabilitativa passiva, quindi con macchinari. So che in Italia si usano molto la laser terapia, la tecarterapia e altre ultrasuoni, laser terapia. Comunque ce ne sono varie di modalità sul dolore acuto, ecco. Però per il dolore cronico, quando diventa cronico,
c'è veramente pochissimo, se non niente, che si può fare dal punto di vista passivo, quindi dei macchinari. Arriveremo oggi a parlare di un argomento molto trattato negli ultimi giorni, nell'ultimo mese, grazie all'ultimo servizio delle Iene di Canale 5 nel 16 giugno o maggio, non mi ricordo, 16 giugno credo, scusa, maggio, sì, maggio, lo scorso mese, riguardo a quell'elettrostimolatore dei elettroneurostimolatore per il dolore cronico. Adesso non so se avete visto il servizio, non è che vi siete persi moltissimo, però giusto per dirvi cos'è a cui volevo parlare, appunto. Questo neurostimolatore che si mette dentro il corpo attraverso appunto un intervento chirurgico. Questo strumentino è fatto da un filo metallico che va a stimolare il midollo spinale in un certo modo, con delle certe frequenze, e il midollo spinale, quindi questi impulsi elettrici di questo dispositivo, che è molto piccolo, è una roba così piccolina, va a interferire con i segnali del dolore del cervello, perché non so se sapete, è il cervello che crea il dolore, non il corpo, non l'estremità del corpo. L'estremità del corpo manda dei segnali sul cervello attraverso il midollo spinale, e a quel punto poi il cervello va a esaminare il segnale e poi lo rilascia nel corpo, quindi sotto fare. Questo neurostimolatore cosa va a fare? Semplicemente va a interferire con questi segnali, quindi questi segnali che dà il corpo al cervello, e in un certo senso modula il dolore. Non lo guarisce, assolutamente, non lo guarisce, lo modula. La cosa strana che non è stata detta su questo servizio delle Iene, in realtà non è strano, ma c'è sempre un perché, è che in realtà non abbiamo mai bisogno di nessun neurostimolatore. Uno, perché ad oggi abbiamo delle terapie avanzate grazie ai nuovi studi di neuroscienza sul dolore. Abbiamo degli studi che attestano che una terapia mind-body, quindi mente-corpo psicologica, attraverso l'educazione al dolore, la regolazione del sistema nervoso con mindfulness e tracciamento somatico, ovviamente delle sessioni di psicoterapia da dove arriva magari la fonte di stress, la fonte di paura del paziente su che cosa sta accadendo nel corpo. Quindi ci sono delle tre fasi principalmente nella mind body therapy: educazione al dolore, quindi educazione, veramente parlare di neuroscienza, spiegare al paziente che la problematica non è una problematica strutturale, il dolore cronico neuroplastico in particolare. Stiamo parlando di dolori cronici che durano per anni, se non decenni. Nel servizio c'era una signora o due signore che avevano intorno ai 70 anni, mi sembra, 60-70 anni, che avevano dolori da 20 anni, se non di più. Col neurostimolatore ovviamente stavano meglio, ma non sono contro il neurostimolatore, sono contro chi non educa il paziente a terapia, somministrare dei farmaci, ma non è la cura, perché va solo a coprire il sintomo. Invece con la mind body therapy vai a regolare il sistema nervoso dall'interno, quindi vai a modificare, vai veramente a cambiare come reagisce il cervello a lungo termine, quindi non solo dal punto di vista del sintomo nell'immediato, modulare il sintomo, regolare il sintomo, ma vai anche a creare veramente una guarigione a livello di questi segnali che vanno sul cervello, no? E che dal cervello poi ritornano sul corpo. Quindi la mind body therapy, educazione al dolore, primo step. Secondo step si parla di regolazione del sistema nervoso. Come si fa? Si può fare attraverso la stessa educazione, sorta di mindfulness, e poi ci sono tutte delle tecniche cognitive e di comportamento che bisogna cambiare.
cioè se facciamo le stesse cose per ogni giorno non ci aspettiamo dei risultati diversi, quindi c'è tutto uno stile di vita da cambiare, principalmente legato alle azioni che compiamo, perché bisogna capire che se stai guardando questo video e hai dolore da 5-10 anni, hai paura a fare certe azioni, e le azioni che fai, cioè parliamo di magari il sintomo di dolore arriva subito dopo una camminata o magari alzando dei piccoli pesi, hai paura, e quella paura ovviamente alimenta il dolore, è un circolo vizioso di paura, dolore, contrazione. Quindi niente, devo rimanere fermo, aspettiamo che qualcuno mi dia qualcosa per star bene, perché io non posso fare assolutamente niente. In realtà non è vero, non è assolutamente vero, bisogna informare i pazienti e le persone che hanno dolore, se hai dolore cronico, neuroplastico, che non arriva da problematiche fisiche, quindi strutturali, quindi parliamo di tumori, infezioni, disfunzioni ai nervi. Quindi disfunzioni ai nervi non vuol dire che uno pensa ok, se ho dolore da 10-15 anni ho delle disfunzioni ai nervi. In realtà è un adattamento del sistema nervoso, il dolore, cioè il sintomo di dolore è stato creato da un adattamento del sistema nervoso che è diventato ipersensibile. A quel punto, quando è diventato ipersensibile, rilascerà sempre più forte il dolore, quella concezione di come si dice, di ciclo di dolore, ok? Quindi quando noi facciamo una terapia mind body andiamo veramente a cambiare come reagisce il corpo, e lo adattiamo a lungo termine, Un'altra cosa che a cui non si è parlata, che poi praticamente è lo step 3, è che questi dolori cronici arrivano sempre per un perché, non è che arrivano così dal nulla, c'è comunque una predisposizione genetica data magari dal carattere del paziente o sì, da comunque traumi passati, generazionali, che vanno di famiglia in famiglia. Però c'è anche tanto riguardo alle esperienze che proprio il paziente ha fatto in questi anni, quindi bisogna andare indietro da quando il dolore è iniziato. Se parliamo di dolori neuroplastici, quindi derivati da un sistema nervoso ipersensibile, è chiaro, che sia chiaro da ora in poi, non sto parlando di dolori cronici gravi. Gravi intendo tumori, infezioni, malattie autoimmuni come multipla sclerosi, artrite reumatoide. Non sto parlando di queste, assolutamente, deve essere chiaro, ma quella è la minoranza dei dolori cronici. Abbiamo 5 milioni, se non mi sbaglio, abbiamo 5 milioni di persone, se non di più, 1 su 5 degli italiani ha dolore cronico. Non possiamo dare semplicemente una pillola magica e dire ok, fatti questa surgery, questo intervento chirurgico che starai meglio. Certo, si può fare, ma cosa c'è che si può fare dal punto di vista naturale? Ma non sto parlando della solita mindfulness che uno può fare, ti metti seduto e non pensi più a niente. Cioè qua parliamo di una a cui hanno avuto beneficio queste tecniche, a cui il dolore è diventato, se non è migliorato più dell'80, anche dell'80 e del 100%. Quindi non si è parlato di emozioni, non si è parlato di carattere del paziente, cioè ci sono delle personalità del dolore cronico. Se non sai di cosa di cosa sto parlando, guardati degli articoli che ho scritto sul mio sito web, personalità e dolore. Chi ha dolore cronico neuroplastico molte volte ha degli stress accumulati nel sistema dati da eventi di vita e psicologia e carattere del paziente. Quindi io stesso posso dirti, diciamo, le caratteristiche del dolore io sono stato un paziente da dolore cronico. Quindi parliamo di persone che cercano la perfezione in tutto, cerchiamo di controllare le situazioni attorno a noi, abbiamo tanta responsabilità sopra le spalle, vogliamo fare sempre tutto al massimo,
siamo molto molto ambiziosi, abbiamo paura di quello che gli altri pensano di noi, siamo people pleaser, quindi facciamo sempre il bene per gli altri, mai per noi stessi, mettiamo sempre qualcosa sempre di fronte a noi, quindi è difficile dire di no a una persona che ti dice mi fai un favore, mi dai questo, quell'altro, mi porti qua, questo, mi porti questo, mi fai questo. Insomma, siamo sempre al servizio di tutti, meno che al servizio di noi stessi. Sono sicuro che se stai guardando ti rappresenti in qualcosa che ti ho detto. Questo cosa vuol dire? Che non è che bisogna cambiare totalmente carattere, però bisogna essere coscienti che ci sono dei meccanismi che si instaurano nel nostro corpo, soprattutto quelli di repressione delle emozioni, che accumuliamo energia interna, stress interno, che non andiamo a far sfociare all'esterno del corpo. Quindi cosa succede? Il dolore viene creato, adesso ci sono delle teorie riguardo a questo, prendo questa teoria principalmente dal dottor Sarno, che è uno dei pionieri, che è morto adesso nel 2017, ma ha avuto esperienza per più di 30-40 anni su questo con delle soluzioni, come si dice, non soluzioni, con degli risultati eccezionali sulla popolazione che è andato a sostenere e curare. Sosteneva che la sua teoria diceva che comunque il dolore non è solo creato dal punto di vista biologico, ma anche dal punto di vista emozionale. Quando andiamo a reprimere delle emozioni come rabbia, paura, principalmente paura, quindi una sottocategoria di paura è stress, rabbia, preoccupazione. Quando andiamo a reprimere queste emozioni e le teniamo interne, soprattutto per quelle persone che non riescono a farle sfociare, molto magari introspettive, che hanno paura di confrontarsi con il mondo esterno, con questa responsabilità che ci portiamo veramente a gestirla bene. Cosa succede? Che accumuliamo energia interna e quell'energia diventa dolore cronico, diventa dolore e poi dolore cronico ovviamente se rimane per tanto tempo. Ora, cosa si può fare quando diventa dolore cronico? Si possono fare veramente tante cose prima di fare ogni tipologia di intervento chirurgico, che quello mi sembra l'ultimo della fila, a meno che non ci siano problematiche gravi, quindi le avevo dette prima, le problematiche gravi. Se stai guardando questo video probabilmente avrai fatto tutte le tue visite, avrai escluso problematiche gravi, e quando il dolore è creato nonostante le risonanze magnetiche, i test medici Stati Uniti, e non hanno trovato assolutamente nulla di grave, ma tu continui ad avere dolore, il dolore è reale assolutamente. Chiamiamo il dolore neuroplastico come dolore psicosomatico. Uno pensa me lo sono inventato, me lo sto inventando, sono io che sono troppo sensibile. Non sei tu che sei troppo sensibile, il dolore è reale al 100%, ed è stato creato dal sistema nervoso, quindi non andiamo a curare solo la parte biologica del corpo, cioè andiamo a curare proprio fattori psicosociali, ok? Perché la parte biologica non è prevalente in queste condizioni. Io ho avuto problemi al collo da 5 anni, non c'era assolutamente nulla sulla mia. Queste cose che vi ho detto, essere coscienti di come il dolore si crea e di non avere paura assolutamente del sintomo, perché il sintomo è creato non da danneggiamento del tessuto, ma da un sistema nervoso ipersensibile, che non è assolutamente dannoso in nessun caso, non è dannoso al tessuto. Quando andiamo a fare le risonanze, il problema è che ci viene detto che il dolore è creato
magari perché è stata creata, si è vista che c'è magari un'ernia, una protusione, una discopatia, magari una leggera artrosi. Ecco che quando si creano queste colonna vertebrale, uno pensa che è veramente quello. Quello invece non è vero, cioè ci sono tanti studi, e oggi questa cosa deve essere chiara, che attestano come il dolore non è creato assolutamente da ernie o da discopatie, protusioni. Certo, in minima in minoranza ci possono essere delle patologie fisiche, quindi strutturali. Quindi mi correggo, non il 100% dei dolori cronici sono di tipologia neuroplastica. C'è un 2% che ci sia veramente qualcosa lì, ma il sintomo è diverso. Quindi da sistema nervoso ipersensibile o veramente dato da patologie strutturali, quindi problematiche alla colonna o qualsiasi posto in cui tu hai dolore, che comunque il dolore cronico, che tu ce l'abbia al collo e ce l'abbia alle anche o alla schiena bassa o alle spalle, cioè quello non fa differenza perché la sintomatologia e come si comporta il dolore è perfettamente allo stesso modo. Allora, come si comporta? Facciamo una differenza. Prima di tutto chiediti da dove è iniziato il dolore, quando è iniziato il dolore. C'è una connessione, come ho detto, dal sistema immunitario emozionale e il sistema nervoso, cioè ci sono delle connessioni tra quando è proprio iniziato, sotto un periodo di stress o immediatamente dopo un periodo di stress. Quindi chiediti quando è iniziato il dolore. Eri sotto un periodo di stress? Stavi portando veramente tanta responsabilità sopra, eri in un periodo di cambiamento della tua vita, magari ti era nato un figlio, una figlia, magari stavi dando supporto a un familiare, magari un familiare poi è decesso, è mancato e quindi hai avuto queste problematiche emozionali che hai dovuto, diciamo, lavorarci su e il dolore è iniziato dopo. Sotto Covid, dopo il Covid, dopo la pandemia, queste problematiche neuroplastiche e psicosomatiche sono aumentate veramente tantissimo ed era chiaro a quel punto che il dolore aveva un fattore psicosomatico. Però uno dice vabbè, no, la diagnosi oggi non abbiamo una diagnosi per tutto il mondo, per tutti i medici o per tutti i fisiatri e dire ok, segui questa diagnosi, segui questi criteri e diamo una diagnosi psicosomatica. In realtà non esiste ancora. Abbiamo diciamo, degli schemi dove chi ha studiato queste patologie riesce a fare una diagnosi accurata, soprattutto grazie allo storico medico, quindi a quante visite si è escluso problematiche gravi, si è fatto delle visite, escludiamo patologie gravi, quindi ok, prendiamo in considerazione che non è strutturale, allora vediamo altri criteri. Però ritorniamo ai sintomi. Il sintomo è iniziato in un periodo di stress. Il sintomo è iniziato senza infortunio, grazie a, così, in inglese si dice out of the blue, cioè dal nulla. Magari eri seduto alla tua scrivania, fai una torsione del busto, bam, e arriva il dolore. Che cos'è? Da quel giorno te lo sei tenuto. Magari è durato ovviamente più di 3 mesi. Questo è un altro criterio. Dolore cronico dura più di 3 mesi. Quindi se il tuo dolore è persistente per 1, 2, 3 settimane, 5 settimane, non è ancora diventato cronico. Qua parliamo di dolori cronici, quindi o sopra i 3 mesi, 4 mesi, per stare larghi.
Il dolore non è costante e va su e giù in base a quello che fai, magari al movimento, magari va su e giù in base al tempo atmosferico, questo è un altro indizio. Se va magari su e giù in base allo stress, un altro indizio, che ti fa capire che non c'è nulla di strutturale, perché se c'è qualcosa di strutturale è costantemente lì il dolore, ed è soprattutto puntiforme, cioè il dolore rimane sempre sullo stesso punto, non si va a muovere, modificare, e ci sono delle prove, delle evidenze chiare per questo. Il tracciamento somatico non è altro che una mindfulness per il dolore cronico. Andiamo a focalizzarci sul sintomo e vediamo se solo focalizzandoci senza giudicarlo, portando il nostro focus su quella parte là, si modifica, vedi se si sposta, vedi se cambia intensità. Ora, se vuoi fare questa pratica, vai sul mio canale YouTube, vedi tracciamento somatico e c'è un'audio guida dove puoi fare l'esercizio, diciamo, guidato da me. Abbiamo poco tempo, 30 minuti avevo pensato di fare la live, quindi abbiamo ancora 2-3 minuti. Andiamo a dare qualche altro indizio per capire se il tuo dolore potrebbe essere psicosomatico e quindi totalmente reversibile, perché non c'è nulla di strutturale. Si modifica con lo stress, si modifica col calore, quindi dolore caldo, freddo, se magari quindi col meteo. Se hai emicrania e noti che il problema si aumenta, vanno a modificare il dolore. Ora, se tu capisci che se c'è un problema strutturale, il dolore non si modifica, il dolore rimane lì, sempre lì, costante, giorno e notte, ecco, quindi quello è un altro indizio. Dolore simmetrico è un altro indizio, hai dolore alla spalla sinistra e poi ce l'hai alla destra, ma com'è possibile? Strano, no? Di nuovo, dolore non strutturale, magari il dolore si sposta e si sposta da un punto all'altro. Ora, chi vede questo, se stai vedendo questo video, avrai tutti questi dubbi, dici cavolo sì, torna tutto, magari, no? Tu ancora hai paura che ci sia una problematica strutturale. A quel punto, se hai già visto tutti i miei video, se ti sei informato, trovi un sacco di materiale in inglese. Se vuoi andare a vedere la Nicole Sachs, c'è un podcast riguardo a questo, è una psicoterapista che il suo mentore è proprio il dottor Sarno, uno dei pionieri di questa terapia, ma ci sono altri, Alan Gordon, un altro psicoterapista. Quindi adesso queste non sono opinioni, cioè, che vi sto dicendo, sono fatti che devono dare speranza a tutti quelli che stanno soffrendo da dolore cronico, che la soluzione esiste, però bisogna prima informarsi, educarsi. Ecco che il mio programma Mind Body prende proprio tutti questi tre aspetti. L'educazione, primo passo, secondo, quindi capire in questa condizione se puoi fare beneficio di questa Mind Body. Non tutti lo possono avere questo beneficio, perché se soffri da patologie gravi, questa non è la terapia giusta. È vero che può comunque dare sollievo, però qua parliamo di non gestione del sintomo, ma di cura del sintomo. Non è per tutti, anche se in realtà rientri in questa patologia, non vuol dire che avrai il 100% di successo, perché io non posso fare il lavoro per te, posso spiegarti cosa si può fare, le terapie, diciamo il percorso terapeutico ti posso sostenere, ma non posso fare il lavoro per te. Chi invece però fa il lavoro è quasi garantito, cioè è garantito, non ti posso dire garantito in 6 settimane, ma arrivi e con confidenza ti posso dire decine, centinaia di persone che sono
migliorate, non solo che sono state seguite da me, ma che comunque sono state seguite da altri professionisti. Chi può curare chi può aiutarti? Mind Body Coaching, Mind Body Therapists si chiamano, quindi specializzati in dolore psicosomatico. In Italia sono pochissimi, ma piano piano arriviamo. All'estero sono molti di più, quindi se ti trovi all'estero e sai l'inglese, ci sono dei buoni terapisti che, se vuoi, scrivimi nei commenti, te li dico, così puoi informarti anche su siti esteri, ma comunque potete andare sul sito della Nicole Sachs, The Cure for Chronic Pain.com, Alan Gordon, The Pain Psychology Center, percorsi un po' più costosi, però ci sono. Cos'altro? Mi sono perso. Comunque, se volete seguire un percorso e avete la disponibilità per farlo, guardate il mio sito web venezianotherapy.com, nella parte coaching, nel menu, nella parte coaching one to one, vedi cosa offro una consulenza iniziale per capire la tua condizione e poi dei coaching personalizzati. Solitamente 4-5 sessioni bastano per darti tutti gli strumenti di cui hai bisogno. 4-5 sessioni per tornare al dolore a zero, non sempre, però sicuramente ritornare a stare bene. Comunque sono sicuro che avrai in queste 5-6 sessioni dei momenti in cui il dolore sarà arrivato a zero, senza assolutamente una terapia fisica, perché c'è molto che possiamo fare con il nostro cervello, con il nostro movimento, con il nostro corpo, con la nostra consapevolezza. Niente, potrei parlare per ore. Non ho parlato della fase 3, perché ho parlato della fase 1-2, quindi educazione, fase 1, fase 2 regolazione del sistema nervoso, fase 3 era la parte delle emozioni. Ne parlerò magari domani su nuovo live, perché l'idea è di fare live ogni giorno per 10 giorni. Oggi è il secondo giorno, domani andrò live cercherò di rimanere su YouTube più possibile, perché secondo me è un po' più facile raggiungere un po' più di persone, ma puoi vedere anche il mio sito, non il mio sito web, la mia pagina web, scusami, la mia pagina Facebook, che si chiama Veneziano Therapy, e lì troverai anche altre informazioni. Comunque, ci vediamo domani. Se vuoi altre informazioni scrivimi sui commenti o scrivimi sui miei contatti, li troverai nei miei social. Ci vediamo domani. Ciao e buona giornata.